Dopo 14 turni senza conoscere sconfitta, il Gabbiano è pronto al volo più arduo, quello sopra il Gran Sasso, dove osano le aquile. Buon pomeriggio amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e Vivo Azzurro TV. Tra poco in campo l'Aquila e Ostia Mare per una sfida d'alta classifica. Noi andiamo subito a sentire gli allenatori nel pre-match. Siamo col mister dell'Ostia Mare, David Antoni, insomma una partita importante questa, vi aspetto ormai tutti al varco, come l'ha preparata psicologicamente soprattutto? Ma come sempre, è una partita che ci darà al massimo i 3 punti, quindi è una partita importante perché veniamo a giocare contro una squadra forte, contro una squadra che a detta di tutti era la grande favorita. Sono in ripresa dopo che hanno cambiato allenatore, quindi in casa vengono da 7 vittorie consecutive. È un buon test per noi per capire anche il livello di maturità che abbiamo raggiunto. È inutile sciorinare, i vostri numeri sono da record, quindi ora le squadre vi aspettano e può cambiare qualcosa nel vostro approccio oppure è come fosse la prima giornata? Ma noi cerchiamo di essere sempre noi stessi, poi è normale che ogni avversario ti mette in campo difficoltà diverse. Oggi avremo delle difficoltà che sono la forza dell'Aquila, della loro rosa, dei loro attaccanti, quindi dovremo fare una grandissima partita per uscire con un risultato positivo da qua. Oggi grande pubblico, si aspetta che l'Aquila parta subito a 1000 oppure che sia guardiga aspettando voi, perché insomma in questo momento i rapporti di forza sono chiari? Io credo che l'Aquila vorrà fare la partita, vorrà aggredirci dal primo minuto, credo che faranno una partita gagliarda, noi questo è quello che ci aspettiamo, poi vedremo quando inizierà la partita quelli che saranno i valori in campo, insomma. Grazie. Siamo col mister dell'Aquila Michele Fucili, insomma questa è una partita con una capolista che sta battendo tutti i record, è la partita ideale per capire la vostra forza? Sì, sicuramente affrontiamo la squadra migliore che merita la posizione che ha, perché ha avuto un cammino straordinario fino a questo momento e quindi è per noi un test molto importante che ci permetterà di capire a che punto stiamo e dove eventualmente possiamo anche arrivare. Il pubblico dell'Aquila è un grande pubblico, mette più pressione e vi galvanizza di più, soprattutto in partite come queste? Il pubblico, che ci sia tanta gente, sicuramente deve darci un grande stimolo e ci deve dare quella spinta in più per cercare di fare una prestazione importante. Poi è normale che purtroppo il risultato va sempre un po' a condizionare tutto, però ecco, avere oggi tanta gente qua al campo ci dà sicuramente soddisfazione e la dobbiamo prendere come sicuramente un fatto positivo. Venite da 3 successi consecutivi dopo un periodo non facilissimo, in questo momento è la sua squadra, sente che è la sua squadra? Questo glielo so dire tra un paio d'ore, al momento facciamo un po' fatica. Il calendario è questo, oggi dobbiamo affrontare la migliore del campionato e quindi dobbiamo solo farci trovare pronti e con la serenità di aver lavorato bene in settimana, però è chiaro che oggi dobbiamo andare un po' oltre quelle che possono essere le nostre capacità e qualità e dobbiamo mettere tutto in campo e poi al 90° vedremo dove saremo arrivati. Grazie. Queste le dichiarazioni dei due allenatori Fucili e D'Antoni. Come detto, gara importantissima per la classifica di entrambe le squadre, momenti opposti per quanto riguarda gli umori delle due squadre, con l'Aquila che è reduce da un bel filotto di vittorie, invece stop casalingo per l'Ostia Mare con uno 0-0 con rigore sbagliato che poteva proiettare davvero la squadra laziale verso una fuga totale per la vetta della classifica. Allora, a proposito di classifica, a proposito di formazioni, andiamo anche a vedere le scelte dei due tecnici grazie al contributo della regia del nostro Marco Bella. Queste le scelte del mister Fucili con Michelin, Astemio, Thomas, Brunetti, Trifelli, Mantini, Pandolfi, Zampa, Vanegas, Di Renzo e Sparacello. E 4-3-3 classico dell'allenatore subentrato a Pokesci sulla panchina abruzzese. Dall'altra parte invece D'Antoni opta per un 4-2-3-1 con Vertua, Donzà, Piroli, Giordani e Orfano,
Buono, Greco, Felici, Baggi e Spinosa alle spalle di Vianni, il top scorer con 7 reti della squadra che in questo momento è in testa al girone. Il match, come detto, è di quelli fondamentali per valutare quelle che saranno non solo le ambizioni dell'Aquile, ma anche la tenuta mentale di una squadra come quella capitolina. Questo invece è il turno della giornata, naturalmente non quello corretto. Adesso vi andremo a raccontare quello che sarà il turno invece di questo girone, che vede società importanti. Eccolo qui che arriva, ringraziamo il nostro regista. Fossombrone Ascoli, Giulianova Chieti, San Maurese Ancona, L'Aquila Ostia Mare, live come state vedendo, Notaresco Termoli, Sora Recanatese, Teramo San Marino e poi Maceratese Unipomezia e Senigallia Castelfidardo, che inizieranno alle ore 15 per una classifica che vede l'Ostia Mare già in fuga con 38, a seguire Teramo e L'Aquila, poi Ancona, Notaresco, Ascoli, Fossombrone, Termoli, Maceratese, San Marino, Senigallia, Unipomezia, Giulianova, Sora, Chieti, Recanatese, Castelfidardo e San Maurese fanalino di coda. Dunque l'Aquila che potrebbe con una vittoria riaprire i discorsi per la promozione diretta. Dall'altra parte invece l'Ostia Mare, che può giocare forse anche con il vantaggio del doppio risultato. Gran Sasso che è praticamente strapieno quest'oggi, match che è stato molto caricato, come giusto che sia, anche da quello che è l'ambiente abruzzese. Ne ha parlato anche D'Antoni alla vigilia nella conferenza stampa, in cui ha detto che si aspetta una risposta mentale della sua squadra, che dovrà necessariamente riuscire a reggere l'urto e l'impatto di una gara così importante in uno stadio, in una piazza così seguita e così importante come quella abruzzese. Quasi tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Raccontiamo anche quelli che sono i precedenti di queste due squadre. L'unico incontro è stato nel campionato 2016-2017 con 1-1 tra l'Aquila e l'Ostia Mare. Il ritorno invece terminò sul campo della squadra ospite 0-0, quindi 2 pareggi. Oggi lanciato Donsà dal primo minuto al posto di Lazzeri. Donsà che naturalmente ha esperienza importante, lo ricorderete probabilmente, in Serie A con maglie di Bologna, Cagliari tra le altre. Quasi tutto pronto, si attende solo l'ingresso delle due squadre. L'Aquila che, come ricordiamo, dal 24 luglio 2019 è tornata a respirare grazie a un azionerato popolare che ha salvato la squadra dal fallimento. Questa è un'iniziativa importante guidata dal presidente Baiocco, che ha riportato la società in Serie D dalla prima categoria. È per questo che insomma lo slogan dell'Aquila è proprio questo: la squadra della gente, perché mai come questa occasione è effettivamente così. Vediamo che l'Aquila, città storica che ha disputato anche campionati importanti anche in Serie B, Ostia Mare che a caccia invece della Serie C, partecipato al campionato di C2. Presidente naturalmente, come saprete, è Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa. Insomma, chissà che magari non possa esserci stato anche qualche scambio di consigli tra presidente e D'Antoni, vista l'importanza di questa sfida. Colpo d'occhio non indifferente lo stadio Italo Acconcia, ma conosciuto da tutti come il Gran Sasso d'Italia. Come detto appunto nell'intro, oggi toccherà
osare dove volano le aquile, perché l'Ostia Mare è chiamata ad una prestazione di spessore totale. Godiamoci un po' dell'atmosfera del Gran Sasso d'Italia. Insomma, come potete vedere, clima assolutamente di entusiasmo, detto l'Aquila che viene tra l'altro da 2 campionati chiusi al secondo posto, e questo però non ha fiaccato l'entusiasmo abruzzese, anzi tutt'altro. Sembrava poter essere proprio questo l'anno giusto per tornare nel professionismo. Stanno però l'Ostia Mare fino a questo momento ha fatto un percorso praticamente netto. Squadre in campo, allora io vi rinnovo il buon pomeriggio da parte mia, Paolo Pasqualino, telecronista oggi per questo incontro, mentre le squadre entrano in campo guidati dalla terna arbitrale Michele Buzzone della sezione di Enna, assistito da Gabriele Federico di Agropoli e Giovanni Di Meglio della sezione di Napoli. Eccole le 2 squadre, le vedete entrare in questo momento, guidate dai capitani Pinoli e Brunetti. Brunetti reduce tra l'altro dalla doppietta contro la San Maurese, doppietta anche per Di Renzo. Ha parlato mister D'Antoni proprio del reparto offensivo rosso-blu, che è di spessore assoluto per questa categoria, con Di Renzo, Banegas, Sparacello, tridente importante, anche se insomma dall'altra parte Bage, Vianni, Spinosa, Felici, batteria offensiva niente male, anche quella dei Gabbiani, che oggi giocheranno maglia probabilmente bianca e viola. Classica divisa invece rosso-blu per l'Aquila, che va ad accogliere il saluto dei propri gruppi organizzati Sepati tribuna centrale, stadio che ha avviato la ristrutturazione, dovrebbe essere pronto in un paio di anni. Maglia viola per l'Ostia, foto di rito e poi minuto di raccoglimento come su tutti i campi per commemorare uno dei più grandi tennisti italiani, Nicola Pietrangeli. Squadre che adesso stanno raggiungendo proprio il cerchio del centrocampo, e allora minuto di silenzio al quale naturalmente ci uniamo anche noi. E allora adesso è davvero tutto pronto, ultimato anche il minuto di silenzio per, come detto, un'icona del tennis mondiale ma soprattutto italiano come Nicola Pietrangeli.
si può partire con l'Aquila che attaccherà da destra a sinistra. Saluto anche la squadra in maglia viola, al pubblico arrivato sin qui in Abruzzo per seguire il match. Clima ovviamente rigido da queste parti, anche se la giornata non è delle più inclementi da un punto di vista meteorologico. Sul pallone c'è Ismaila Bagge, che non lontano da qui a Lucca ha scritto pagine importanti, siglando il gol decisivo per la salvezza della Lucchese. Storia particolare del numero 10, sbarcato ad Alcamo. Tanti ragazzi provenienti dal continente africano, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano. Tutto pronto e allora da Giampaolo Pasqualino, buon l'Aquila Ostia Mare, buon calcio a tutte e a tutti. Inizia il match, subito a sgusciare Felici sulla destra. Rimessa l'Aquila. Vedremo se ci sarà un impatto importante della squadra di casa, è spinta oggi veramente da un grande pubblico di categoria assolutamente superiore. Lancio in avanti, cercare Page che piona in mezzo a due, va giù, non c'è nulla, Bozzone lascia correre. Allora può postare da dietro l'Aquila, riesce a ripartire, Stempio sulla destra, porta su, salgono in tanti, la palla è subito buona, tunnel in area di rigore, va giù, Banegas, non c'è nulla, è protesta del pubblico di casa, non c'è nulla, c'era stata una bella giocata di Banegas sulla destra che subito aveva fatto esaltare il pubblico di casa. Adesso prova a farsi vedere ancora lui, Pandolfi voleva gioco a due, alla fine non c'è stato, adesso Bagge sbaglia un appoggio, l'Aquila sembra voler partire forte con tanti giocatori sopra la linea del centrocampo. Ecco ancora Stemio sulla destra, il cross in area di rigore, la palla che passa per Di Renzo, il cross, calcio d'angolo, che partenza del Ma con che internet eravamo? Non vedo però. Nero. Di nuovo live, piccolo problema tecnico naturalmente, ci scusiamo con tutti i nostri amici e le nostre amiche alla visione, adesso abbiamo ripristinato il collegamento. Allora torniamo live qui dal Gran Sasso d'Italia dove sta girando il possesso l'Ostia. Sta cercando di smorzare un po' il ritmo
dell'Aquila, che sembra voler partire molto forte in questo primo scorcio di primo tempo. Adesso ci prova da sinistra l'Ostia. Giro Ostia con Bage che non riesce a controllare questo pallone, che finisce tra i piedi di Michelin, e allora può andare nuovamente al possesso l'Aquila, passando ancora dal suo portiere Brunetti. Ha detto reduce da una doppietta abbastanza insolita per giocatore che naturalmente gioca al centro della difesa. Aspetta contro la San Maurese. Adesso buon recupero in mezzo al campo, bello il dribbling di Spinosa, viene abbattuto, non c'è nulla. L'Aquila ne può approfittare e andare forte sulla destra, dove sta riversando la maggior parte delle sue azioni offensive. Ecco, buono, si va da questa parte dove c'è Sparacello. Ora Sparacello, buono il gioco da liberare Trifelli, però serie di rigore spazza via l'Ostia Mare. Adesso Bage prova ad attaccare questo pallone, Brunetti corregge per il suo portiere e si può ripartire. Gioco fermo, qualche protesta da parte di entrambe le squadre all'indirizzo del signor Buzzole, che dovrà stare attento a gestire un po' il termometro nervoso della partita. Intanto continua incessante il supporto del pubblico del Gran Sasso, che è davvero sì, chiedi. E allora, di nuovo live qui dal Gran Sasso d'Italia. Naturalmente ci scusiamo perché purtroppo qualche problema tecnico
Di nuovo in diretta dallo stadio Gran Sasso d'Italia. Ci scusiamo per i problemi tecnici che oggi ci stanno mettendo un po' in difficoltà. Abbiamo finalmente recuperato il collegamento ottimale. Allora torniamo subito in cronaca per raccontarvi le emozioni di questa sfida ad alta quota tra l'Aquila e Ostiamare. C'è un calcio d'angolo in favore dell'Ostiamare. Tanti giocatori nell'area di rigore, ci sono Giordani e Piroli oltre a Donsà. Prova a staccare, scambio corto, palla che gira da Spinosa, va a puntare Spinosa, occhio alla sua rapidità. Si rimane sull'out di sinistra con Greco che alla fine crossa, palla che finisce nel cantiere dello stadio. Periodo non collegato, non è stato nulla di particolarmente rilevante da segnalare, gara molto combattuta con l'Ostiamare che sta pian piano cercando di guadagnare metri e campo, l'Aquila che però ha approcciato mentalmente molto bene questa partita. Adesso altro fallo in mezzo al campo fischiato a Orfano. Calcio di punizione. Chiato al numero 3 che l'altro match trasmesso dalla Lega Nazionale Dilettanti da Vivo Azzurro TV, segnato un gran gol contro l'Ancona nella prima partita di questo campionato. Donsà palleggia bene la squadra Maia Viola, tanti tocchi di prima, cercare di muovere la difesa avversaria. Adesso Spinosa bene di prima il tocco, poi Bagge, lo scarico non riesce ma la palla è ancora della capolista. Con Orfano scivola sul più bello, poi tocco forse con un braccio, non c'è nulla, si gioca secondo Buzzone. Allora palla per Di Renzo che buca lo stop. 10 gol e 5 assist, score da top di categoria per Di Renzo. Rimessa laterale, battere Stemio Pandolfi, gioca tanto sulla destra l'Aquila. Battere Astemio, cerca soccorso, lo trova dentro Di Renzo, servito. Adesso il colpo di testa diventa buono proprio per Di Renzo che prova a metterla dentro. Libera la difesa Ostiamare, ma attacca ancora l'Aquila. Cross ancora per Di Renzo, ancora chiusura. Poi buon lavoro di Trifelli a ripulire l'azione. Insomma, due squadre che comunque stanno dimostrando grande tecnica individuale, cosa non usuale per questa categoria. Occhio adesso alla ripartenza con Vianni che va a lottare, vorrebbe un fallo su di lui, alla fine il fallo lo commette, si arrabbia tanto col direttore di gara Vianni. Sono lui e Bagge a giocare vicini da punta e sottopunta, spesso si scambiano la posizione. Tentativo poi di andare a pungere. Adesso Di Renzo da Banegas, Sparacello si lancia verso il pallone, anticipato. Poi Di Renzo ancora a lottare con Piroli, anzi con Giordani, pardon.
Poi la rimessa è in favore dell'Ostia Mare. Rimasto giù qualcuno. Adesso sembra che si possa riprendere. Vertua si avvicina, punto di battuta. Grande protagonista anche nell'ultimo incontro. Vertua sicuramente uno dei nomi da segnalare per quanto riguarda l'Ostia Mare, uno degli artefici di questa prima posizione, ma soprattutto di queste sole 6 reti subite dalla squadra di D'Antoni, una delle migliori difese d'Italia. Insomma, sono numeri praticamente da record fino a questo momento quelli dell'Ostia Mare. 12 vittorie, 2 pareggi. Sin qui però gara molto bloccata, tanta aggressività, tanto agonismo, poche occasioni. Adesso buona la giocata di Pandolfi, fa sbattere il pallone sul suo avversario e guadagna la rimessa laterale. A battere ci va Astemio. Provato Di Renzo a liberare Buono in mezzo al campo, nulla di fatto. Possesso viola. Bage si avventa sul pallone, di testa poi per Felici, 1 contro 1 contro Trifelli. Felici sposta e va, Trifelli non molla, Felici poi perde contatto col pallone, sfuma qui la possibilità. Donsà recupera, dentro ancora da Felici, occhio alla sua finta, imbucata, chiude ancora l'Aquila, poi prova a ripartire velocemente. Di Renzo, controllo non è perfetto e allora Giordani può correggere verso Vertua. Ripartenza Ostia Mare. Con Felici che viene aggredito da Trifelli. Rimessa abruzzese. Felici ancora. Di Renzo commette fallo. Calcio di punizione. E lavora tanto e bene Felici. Questa posizione da esterno di destra. Sacrifica tanto anche nel dare una mano al centro del campo. Tanto qualche errore tecnico come in questo caso. Adesso Sparacello raddoppiato da Donsà. Calcio di punizione, fallo commesso però Buono. Grande aggressività però dell'Ostia Mare. Adesso Pandolfi ci prova e c'è la parata di Vertua. Squillo improvviso dell'Aquila, è il primo tiro in porta pericoloso. Arriva al minuto 22. La botta di Pandolfi, adesso attacca ancora la squadra di casa. Sparacello da Trifelli. Trifelli, finta, poi Sparacello. Tocco ancora in verticale, la palla torna da Trifelli, Bage si sacrifica, tocco col braccio, Trifelli è passato, Trifelli area di rigore, cross dentro, si salva ancora l'Ostia Mare, poi occhio alla ripartenza con Bage che può accelerare, occhio alla sua velocità, cambia dall'altra parte dove sta arrivando Spinosa.
Spinosa a puntare Banegas, Spinosa, Banegas, palla piena e allora si riparte dall'altro lato proprio con l'argentino che punta e va. Banegas, rientra Banegas, serie di finte, passa, palla è buona, area di rigore, Sparacello, provato a farlo bellissimo Sparacello, palla fuori, si è acceso il match. Qui ha provato a far venire giù il Gran Sasso d'Italia Sparacello, questa rovesciata. Esclusione deviata, ma alla fine ultimo tocco proprio di un giocatore di casa. Allora, rimessa Ostiamare. Una potenziale situazione pericolosa per l'Aquila, si è creata una ripartenza, poi fallita. E allora, contro ripartenza. E occasione invece per Sparacello. Adesso un po' di confusione, prova a mettere ordine Mantini. Rimessa all'Aquila. Subito Banegas da Sparacello che si sta muovendo tanto. Sparacello, ne salta uno, ne salta due, palla dietro da Pandolfi, dribbling di Pandolfi, capisce tutto però Greco. Pandolfi se la vuole andare a riprendere, Pandolfi ancora, arpione il pallone, Pandolfi l'ultimo a toccare, è lui. Rimessa per l'Ostiamare. Tanto nelle parti altissime della classifica da segnalare l'1-1 provvisorio tra Teramo e San Marino che era passato in vantaggio. Ancora invece ancora 0-0 contro la San Maurese. Quelle che sono ovviamente parti altissime della classifica, quelle che interessano di più Ostiamare e l'Aquila. 0-0 anche per il Notaresco contro Termoli. Adesso si accendono un po' gli animi. Buzzone cerca di fare ordine in campo. Adesso Sparacello e Vianni hanno qualcosa da dirsi, anzi non è Vianni, perdono, è Greco. Adesso prova Piroli a tranquillizzare Sparacello, si riparte. In costruzione grave questa volta dell'Aquila, Bage può partire, Bage punta la porta, Bage larga dall'altra parte, sta arrivando Felici, la conclusione, para Michelin, qui poteva essere sfruttata forse meglio da Vianni questa situazione. Sbaglia ancora Sparacello. Che comunque è uno dei più attivi della sua squadra. Adesso buona situazione con Di Renzo che tocca dentro per Banegas, arriva Sparacello sul secondo, cross di Banegas deviato e qui Orfano salva tutto. Dovrebbe essere stato proprio il numero 3 a schermare questo traversone di Banegas. Situazione potenzialmente pericolosissima con Di Renzo che ha trovato un po' di spazio ai limiti dell'area, dentro per Banegas e salvataggio provvidenziale. Adesso calcio d'angolo, tutti in area di rigore.
dentro tutte e due le squadre. Cross rimpallato, poi Sparacello e c'è il gol dell'Aquila, ha segnato Sparacello, vantaggio abruzzese col numero 19. Il tiro non è fortissimo ma è angolato e allora 1-0 l'Aquila. Cambia il punteggio al Gran Sasso d'Italia, il gol di Sparacello che come avevamo detto era uno dei più attivi nella formazione abruzzese. Per Sparacello è la rete numero 10 in questo campionato. D'altronde l'Aquila secondo miglior attacco, primo è quello dello Stiamare che però adesso deve inseguire e allora Sparacello fa 1-0. Palla, come detto, non sembrava fortissima, però angolata. Tanti anche i giocatori davanti a Vertua che probabilmente non l'ha neanche vista partire. E allora doppia cifra per Sparacello che raggiunge Di Renzo a 10. Adesso strada in salita per lo Stiamare. Con l'entusiasmo al Gran Sasso d'Italia che adesso è arrivato ai massimi livelli. Banegas, occhio ancora all'argentino che sembra in palla. Di Renzo per Banegas, area di rigore, Banegas anticipato all'ultimo, calcio d'angolo. Si sta esaltando l'Aquila. Rimasto contuso Vertua. Adesso si rialza il portiere dello Stiamare. Occhio ai piazzati perché proprio sugli sviluppi di un piazzato è arrivato il gol dell'Aquila. Calcio d'angolo, palla che si perde però sopra la porta di Vertua. Nulla di fatto. Adesso sbaglia in uscita lo Stiamare, aggressiva l'Aquila, buono, palla dentro, chiude tutto Greco, poi fa ripartire Spinosa da Bage, prova ad accelerare il 10, Bage è partito, che strappo di Bage, poi chiuso. E allora ripartenza l'Aquila, ancora con Pandolfi, palla dentro, chiusa, lancio in avanti, adesso si va un po' affolate da una parte e dall'altra. Trifelli per Sparacello, vuole ragionare con buono. Sparacello sbaglia il tocco, allora Bage può scappare ancora. C'è Vianni, sta arrivando Felice dall'altra parte. Bage, palla fuori, si dispera Ismaila Bage. Altra buona situazione per lo Stiamare che quando interrompe la costruzione al centro del campo dell'Aquila poi va a far male con la velocità di Bage. Andiamo a rivedere questa conclusione. C'era spazio per Felici sulla destra, ha preferito andare da solo Bage. Ora Sparacello
regge per Di Renzo. Giordani prova a uscire, palla al piede, chiuso. Spinosa la recupera, accelera Spinosa, ancora che giocata del numero 23, palla dentro per Bage, Bage in area di rigore, tacco per Felici, Felici è passato, Felici, palla dentro, non c'è nessun rimorchio e si salva l'Aquila, ma accelerazione pazzesca di Spinosa che ha letteralmente tagliato in due il campo. Adesso c'è invece la possibilità di ribaltare l'azione per l'Aquila con Di Renzo, si butta dentro Sparacello, servito nello spazio, pallone non buono di Di Renzo e allora Donzà. Palla giocata a centrocampo ancora dall'Aquila. Sparacello adesso ha tutta l'intenzione l'Aquila di rallentare un po' i ritmi. Stiamare che sembra aver un po' accusato il colpo, anche se c'è stato un po' una reazione da parte dei ragazzi di D'Antoni. Tante soluzioni anche dalla panchina, arrivato anche dai Chieti Tommaso Ceccarelli, per lui tante presenze tra i professionisti anche in piazze importanti. C'è anche Gheie, penso che è arrivato a San Cataldese, fisico imponente e anche discreta tecnica. Adesso si accendono ancora gli animi. Gara che sta salendo anche di intensità nervosa, con Semare che deve cercare di rimanere mentalmente dentro il match. Spinosa, la giocata al centro. Adesso Donzà deve stare attento perché Di Renzo si stava avventando sul pallone. Adesso Zampa prova ad alzare la linea della pressione, palla però finisce esattamente alle sue spalle dove scappa Felici. Felici da Spinosa, Spinosa dentro, cross in area di rigore, Bage da Spinosa che centra un avversario e qui Bage è stato troppo altruista, avrebbe potuto provare lui stesso la conclusione, ma questa è un'occasione clamorosa per l'Ostia Mare che ha sviluppato bene sulla sinistra, tentativo di pressione andato a vuoto e si è aperto il campo alle spalle di Zampa, Mantini e Pandolfi. Adesso altro intervento del direttore di gara, fischia un calcio di punizione, fallo dovrebbe averlo commesso Mantini. Lui a giocare da play con Zampa, fare la mezzala. Zampa che ha avuto da giovane anche la gioia dell'esordio in Serie A, un minuto per lui, Lazio-Inter di fine campionato. Possesso già perso dall'Ostia Mare, che ha avuto però un'occasione clamorosa di forse un eccesso di altruismo di Bage che avrebbe potuto tentare la conclusione.
Adesso ancora Sparacello, davvero incontenibile, anche un po' un magic moment dopo la rete. Montini. Gira ancora bene l'Aquila, Trifelli col mancino, chiuso. Allora verticale subito a cercare Vianni, qui poco cercato e anche poco trovato dai suoi compagni. Pandolfi da Zampa che prova ad accelerare. Palla adesso arriva da Buono che viene steso, calcio di punizione. Ultimi 7 minuti di questo primo tempo. L'Aquila avanti 1-0, gol di Sparacello. L'occasione più importante per l'Ostia l'ha avuta Spinosa. Adesso Bage trattenuto. C'è il fischio di Buzzone, si arrabbia tantissimo la panchina dell'Ostia. Può ripartire l'Aquila con Trifelli. Trifelli dentro per Sparacello, scivolato Donzà. Sparacello va a lottare ma alla fine non ottiene niente di più che una rimessa laterale. Adesso ha chiesto a Sparacello di riconoscere che è stato lui l'ultimo a toccare. Alla fine si riprende con il possesso dell'Aquila e proprio con Sparacello cerca di mettere ordine. Pallone intercettato, possibile ripartenza Ossiemare con Bage che passa, viene trattenuto da un avversario. Alla fine Bage scalcia, attenzione, rosso, cartellino rosso per Bage e qui cambia il match. Espulso Ismaila Bage, fallo di reazione su Brunetti e cartellino rosso per Bage. Adesso cerca di spiegarsi con Di Renzo Bage, cercando di chiarire la dinamica dell'intervento. Bage sostiene di non aver scalciato ma di volersi semplicemente liberare dell'avversario che lo stava trattenendo da terra con entrambe le gambe. L'arbitro però, visto un pestone, ovviamente avrete le immagini a disposizione per farvi un'idea. Adesso Donzà cerca di calmare Bage che è una furia. Contro Buzzone. E adesso chiaramente un colpo duro per l'Ostia Mare, perdere il suo giocatore più importante per un fallo di reazione. Questo è quello che ha valutato il direttore di gara. Bage è una furia, se la prende anche con il tunnel degli spogliatoi che è beccato dal pubblico. Tanto è ancora a terra Brunetti, non si gioca da un po'. Si rialza adesso Brunetti. Insomma, dinamica particolare perché Brunetti aveva probabilmente commesso fallo cercando di trattenere con entrambe le gambe Bage per evitare che scappasse in ripartenza. Bage non è riuscito a liberarsi di Brunetti e allora ha probabilmente calpestato l'avversario
fallo di reazione, almeno questa è stata l'interpretazione dell'arbitro, che ha estratto il rosso diretto per Bage. Adesso ancora mano al cartellino per il diritto di gara, che forse è andato a sanzionare qualcuno delle due panchine. Difficile per noi capire chi o cosa. Vediamo se dopo parecchio tempo in cui siamo stati fermi si potrà finalmente riprendere. E allora, espulso Bage, Ostiamare in 10 sotto di un uomo sul campo già non semplice come quello dell'Aquila, e adesso strada che si fa molto in salita per l'Ostiamare. Brunetti, Mantini e Thomas. Poi Michelin da Trifelli. Brunetti ancora dal suo portiere, adesso siamo al 45esimo, cercheremo di capire l'azione del recupero. Di Renzo intanto viene anticipato secco, poi commette il fallo, calcio di punizione. Ultimi scampoli di primo tempo. Ostiamare che ha avuto delle situazioni offensive pericolose, ma parsa un po' fragile da un punto di vista mentale per reggere la pressione di giocare in uno stadio come questo contro un avversario comunque forte come l'Aquila, anche se, come detto, una situazione per pareggiare l'aveva creata con Spinosa assistito da Bage, decisione poi deviata da quella passata, con una situazione creata a seguito di un calcio piazzato e trasformata da Sparacello. Adesso palla verticale, Michelin costretto a uscire perché Vianney era in posizione regolare, qui non si muove bene la linea difensiva dell'Aquila. Adesso palla a cercare Donsà, troppo lunga. Applaude comunque l'idea del compagno Donsà. Insomma, anche la sua esperienza in queste fasi di gioco sarà importante. Recupero inoltrato, a questo punto crediamo almeno 3 minuti siano stati assegnati, visto che si è perso parecchio tempo in occasione dell'espulsione di Bage. Trifelli da Zampa, vediamo se cerca il colpo del KO l'Aquila. Zampa da Sparacello,
Paracello, Trifelli, adesso il sole non è il nostro alleato. Zampa da Trifelli. Trifelli, cross in area di rigore, le copre di testa e il miracolo di Vertua. Vicino al raddoppio l'Aquila con Di Renzo proprio sul gong del primo tempo. E allora a riposo l'Aquila 1, Ostiamare 0, il gol di Sparacello, ma rimanete con noi perché all'intervallo andremo ad ascoltare il direttore sportivo dell'Ostiamare, Adriano D'Astolfo, e l'amministratore delegato e direttore generale dell'Aquila, Simone Bernardini. Noi ci vediamo dopo per il secondo tempo. Allora, siamo con Simone Bernardini, amministratore delegato dell'Aquila e direttore generale. Dopo 2 stagioni, 2 secondi posti, ora questo inizio di campionato è in linea con gli obiettivi? Sicuramente ci aspettavamo qualcosina di più, perché comunque dopo 2 secondi posti, essendo capoluogo di regione, ci aspettavamo insomma di partire un pochino meglio, però chiaramente il calcio ha tante variabili rispetto ad altre attività e quindi adesso stiamo cercando di rincorrere 2 avversari che stanno facendo un campionato straordinario. Voi avete un progetto di azionariato popolare diciamo di connubio col territorio, urbanistica, è veramente uno dei primi progetti speciali che può essere da esempio per altre società. Ce lo può spiegare in poche parole? Ma è uno dei grandissimi valori aggiunti che questa società ha, è praticamente il coinvolgimento di tutta la città, di tutte le istituzioni, quindi io consentimi di ringraziare il sindaco Pierluigi Biondi per quello che fa per noi, tutta l'amministrazione comunale, tutte le forze politiche cittadine che soffiano tutte con il vento a favore, e questa è una cosa che non è scontata. Io che ho lavorato in tantissime altre città posso assicurare che praticamente non è una cosa scontata. Adesso stiamo cercando insomma di rigenerare il lotto sud dello stadio e credo che a giugno sarà pronto e sarà qualcosa che non ce ne rendiamo conto neanche noi. Poi attraverso un'attività di partenariato pubblico-privato faremo un altro lotto, quindi un'altra curva, se Dio vuole riusciremo a mettere anche un supermercato, quindi è qualcosa di bello, di tangibile, di incredibile, e per questo consentimi di ringraziare tutta la città dell'Aquila, perché se non ci fossero stati i tifosi dietro a questo progetto sarebbe stato difficile, veramente difficile, quindi un ringraziamento particolare a tutto il gruppo organizzato e a Marco e Giulio Moscardelli, che sono 2 macchine instancabili che sollecitano tutti noi H24. Grazie. Siamo col direttore sportivo dell'Ostiamare Adriano D'Astolfo, insomma l'Ostiamare dei record, partita fortissimo, ve l'aspettavate, era secondo i programmi di inizio stagione? Ma non ci aspettavamo questo tipo di partenza, insomma questo trend così positivo. Ci aspettavamo di poter fare un campionato importante, di vertice, cercare di rimanere nella parte alta della classifica. Ci prendiamo quello che stiamo facendo ovviamente, sperando di mantenere questo trend. Sappiamo che è difficilissimo perché insomma lo dice la classifica, però andiamo avanti, lavoriamo e ragioneremo partita dopo partita. Che cosa ha avuto di più l'Ostiamare rispetto all'avversario per scavare questo fossato fra voi e loro? Ma noi abbiamo mantenuto una certa continuità, questo ad oggi è quello che ci ha un po' contraddistinto, abbiamo perso meno punti rispetto alle altre, in un campionato, in un girone dove ci sono tantissime realtà, tantissime piazze importanti, quindi questa è stata un po' la differenza. Dobbiamo parlare del patron Daniele De Rossi, vi segue prima di ogni gara, a queste gare particolari come con l'Aquila, vi fa sentire il proprio appoggio anche se sta da un'altra parte logicamente. Ma ci segue, ovviamente ci segue perché ci tiene, perché è il patron e quindi è il primo nostro tifoso, è la prima persona che vuole insomma portare in alto questa realtà, questo club. Ci segue, ci è sempre stato vicino, ha avviato
Amiche e amici di Lega Nazionale Dilettanti e Vivo Azzurro TV, rieccoci dallo stadio Gran Sasso d'Italia. Ancora buon pomeriggio da Giampaolo Pasqualino, tutto pronto per il secondo tempo di L'Aquila Ostia Mare. Rinnoviamo naturalmente le nostre scuse per quanto accaduto nei primi 10 minuti, dove più di un problema tecnico ci ha impedito la trasmissione delle immagini in maniera chiara e pulita. Abbiamo cercato di recuperare nel più breve tempo possibile. Adesso potremo procedere senza intoppi la trasmissione di questo secondo tempo. Ricordiamo il punteggio 1-0, la sbloccata a Sparacello, ma sul finire del primo tempo situazione ancora più critica per l'Ostia Mare, che ha dovuto salutare Bage, espulso per un fallo di reazione su Brunetti. E adesso vedremo che tipo di reazione avrà la squadra di D'Antoni, che rischia seriamente di incappare nella prima sconfitta di questa stagione. Non dovrebbero esserci stati cambi all'intervallo e dunque si dovrebbe proseguire con gli stessi 22, o meglio gli stessi 21 che hanno iniziato. Michelin, Stemio, Tomas, Brunetti, Trifelli, Zampa, Pandolfi, Mantini, Sparacello, Di Renzo e Banegas per l'Aquila. Vertue, Donzà, Piroli, Giordani, Orfano, Greco, Buono, Felici, Vianni e Spinosa per l'Ostia Mare. Prova a partire Donzà sulla destra, chiuso. Adesso colpo di testa di Vianni. Tentativo intercettato. L'Aquila che sembra in controllo del possesso. E che prova a chiuderla. Zampa. Giro palla su Trifelli. Buona la sua prova. Primo tempo. Adesso calcio di punizione per l'Aquila, si arrabbia Donzà con Buzzone. Greco chiede spiegazioni. Ha il braccio Zampa per chiamare uno schema. Zampa e Pandolfi. Gioco a due, Zampa poi finta su Felici. Zampa prova a partire, schema tutt'altro che riuscito. Zampa cross dentro, alla fine riesce a salvarsi l'Ostia Mare. Felici prova a ripartire, ma il tocco per Vianni è troppo corto. Tomas. Astemio, Pandolfi, Tomas. Zampa da Trifelli, ancora Trifelli, bello il dribbling di Trifelli, calcio di punizione. Zone ancora a colloquio con le panchine.
Brunetti, verticale, palla troppo leggibile, adesso Spinosa cerca di recuperarla, poi Di Renzo, Sparacello, sbaglia lo stop, Sparacello, ora Tomas con la testa, Ricci cerca dribbling, poi sbaglia Zampa, adesso tanti errori. Spinosa prova la sua accelerazione, adesso Buono, d'altra parte si fa vedere Orfano, servito adesso, cerca al piccolo trottolo Stiamare di guadagnare metri, non semplice, avendo peraltro perso, come detto, Bagge, che verosimilmente espulsione diretta. Saranno almeno 2 le giornate di squalifica, poi da capire se Referto verrà segnalata anche qualche parolina di troppo detta all'atto di uscire dal campo, visto anche una manata di Bagge al tunnel degli spogliatoi, davvero posizione molto frustrante per il numero 10, da capire la dinamica. Naturalmente il direttore di gara era in campo, in questo caso forse bisogna fidarsi di ciò che ha visto lui. Tocco verticale a cercare l'inserimento di Orfano, palla fuori, primi 5 minuti non bellissimi, adesso prova a fare un po' di costruzione dal basso l'Aquila, sta palla in verticale però è imprecisa. Stiamare che sta guadagnando campo nonostante l'inferiorità numerica. Calcio di punizione, fischiato. Bello il dribbling adesso di Felici, ma finito il campo. Altro uomo a terra e adesso gioco molto spezzettato. Stavolta è Piroli, ex compagno peraltro del DS d'Astolfo, uno dei recordman di presenze con Stiamare, l'abbiamo sentito, l'intervallo. Adesso Pandolfi, palla in verticale, buona la chiusura di Orfano che appoggia per Vertua, lancio verticale, Pandolfi a vuoto, anche il suo avversario, poi Vanegas a correggere, ma c'è stato un fallo, calcio di punizione. Tanto mentre il gioco è fermo noi raccontiamo e rinnoviamo quello che è stato il progetto di queste due squadre, con lo Stiamare che è stata passata nella presidenza
mani di Daniele De Rossi, che sta investendo tanto su questo territorio. Per quanto riguarda invece l'Aquila, un progetto di azionariato popolare portato avanti da Stefano Baiocco, che il 49% delle quote, progetto molto molto particolare che fa la società L'Aquila la squadra della gente. Questo almeno è lo slogan utilizzato proprio dalla squadra abruzzese, che è proprio il caso di dirlo, appartiene in qualche modo alla sua gente, alla sua città. Due progetti particolari, due progetti legati ai due territori, due squadre che sicuramente meritano questa classifica. Un prodotto importante oggi, 2200 spettatori circa qui al Gran Sasso d'Italia, per un match di Serie D sono numeri importanti. Di Renzo, palla dentro per Banegas, chiuso questo suggerimento, poi Sparacello a cercare Greco, che sta cercando di muoversi tanto, poi Vianni prova a correggere per Felici, vita dura per Vianni, un po' isolato quest'oggi. Adesso Greco verso il suo portiere, ripartenza l'Aquila, squadra in casa sta gestendo alla grande il vantaggio, aiutata certo dalla superiorità, rischiato solo in una situazione. Adesso però scivola Sparacello, si apre un po' di campo per Donza, che ci pensa un po' troppo, e allora può ripartire Zampa. Palla che gira verso Astemio. Brunetti. Ancora il capitano verso Zampa. Banegas. Felli ancora per chiudere il triangolo con Banegas. Palla che arriva adesso al numero 20. Situazione offensiva che sfuma, ma l'Aquila sembra voler accelerare, provare a chiudere il match. Pandolfi, limite dell'area, chiuso, rimessa all'Aquila. Eccolo ancora il 24, palla non buona, crossata da Astemio. Poi il conclusione e il raddoppio dell'Aquila, proprio Banegas al limite dell'area, dovrebbe essere stato proprio lui a raddoppiare per la squadra di casa, e parte la festa al Gran Sasso d'Italia. 2-0 l'Aquila, aveva subito solo 6 reti fino a questo momento in tutto il campionato l'Ostia Mare, sono 2 incassate oggi dall'Aquila, il raddoppio del giocatore più amato probabilmente da queste parti. Gran botta e nulla da fare per il portiere. 2-0 l'Aquila. Dovrebbe essere stato proprio Banegas a raddoppiare.
Sembra proprio di sì. Adesso sta tornando nella sua posizione, allora pungono gli esterni. E avevamo detto che l'Aquila stava accelerando nel tentativo di chiudere un po' la pratica. 2-0 e adesso occhio perché sembra essersi un po' spezzata l'Ostia Mare. Di Renzo, area di rigore, Di Renzo! Cala il tris l'Aquila. Di Renzo fa 3-0, segna tutto il tridente. È impazzito il Gran Sasso d'Italia. Sposta e calcia Di Renzo, fa 3-0, poi qualche polemica di troppo perché è un'esultanza molto vicina alla panchina avversaria. Animi che si sono accesi. Adesso cerchiamo di capire cosa è accaduto. 1-2 micidiale dell'Aquila, che nel giro di pochi minuti ha letteralmente spezzato ogni possibilità di rimonta dell'Ostia Mare. Insomma, se esame di maturità doveva essere, sino a questo momento l'esame è passato per l'Aquila e forse no per l'Ostia Mare. Che, come detto, viene chiamata comunque ad una prova importante, in un campo importante, un pubblico che già normalmente spinge forte, oggi più che mai, perché questo è uno di quei match che può cambiare un po' l'inerzia emotiva della stagione, e il risultato 3-0 parla chiaro. Dunque 3 sedi di Renzo, ha segnato tutto il tridente. Adesso vedremo che cosa aspettarci da quest'ultima mezz'ora, dove l'Ostia Mare deve stare attenta perché l'inerzia è chiaramente tutta a favore dell'Aquila. D'altra parte però c'è ancora una mezz'ora da giocare dove può comunque succedere di tutto. E allora stiamo a vedere. Tanto calcio di punizione, a battere ci va Felici. Adesso intanto c'è un cambio nell'Ostia Mare, che è uscito Vianni, è entrato Gheie. Adesso con le più centimetri di davanti, partita non semplice per Vianni. È stato isolato tra i due centrali, Brunetti e Tomas. Felici, palla dentro, chiuso, Pandolfi poi chiude il disimpegno. L'Aquila micidiale nel giro di pochi minuti, chiuso la pratica. Ricordiamo che comunque la squadra del presidente De Rossi arrivava da imbattuta a questo match, come detto, con sole 6 reti subite. Pensate, soltanto qui al Gran Sasso d'Italia ne ha incassate 3.
Questo sia per raccontare la grande prova dell'Aquila, ma anche il grande cammino dell'Ostiamare fino a questo momento. Vediamo che Capolista gioca in 10 per l'espulsione di Bagge dal primo tempo per un fallo di reazione su Brunetti. Adesso Gueye prova a controllare, palla irraggiungibile. Ragazzo ex San Cataldese, altro cambio per l'Ostiamare, fuori Felici. Al suo posto dentro Marrali, poi dentro anche Ceccarelli al posto di Greco. Con sicuramente Ceccarelli che andrà a giocare sull'esterno. Ragazzo tra le altre ha giocato anche in piazze importanti tra i professionisti. Catania, Avellino, Picerno, Juve Stabia, Monza, Prato. Insomma, carriera importante per Ceccarelli. Vedremo cosa potrà dare la sua esperienza, lui che è arrivato dal Chieti esattamente come Donsà. Eccolo Marrali, palla a cercare Gueye. Comunque già 3 cambi per l'Ostiamare, ancora nessuno per l'Aquila. Adesso conclusione, gran gol, subito si presenta così Ceccarelli, 3-1. Che gol di Ceccarelli! E l'avevamo detto che era giocatore di categoria superiore. Guardate qui, sposta e al primo pallone toccato fa un golasso Ceccarelli. Tempo di entrare in campo e arriva subito uno squillo. Insomma, serviva una prodezza, serviva una giocata di un giocatore di spessore come è sicuramente Tommaso Ceccarelli. 3-1 e allora batte un colpo anche l'Ostiamare. Gara che adesso si riapre. Vediamo come reagisce a sua volta l'Aquila. Sampa allarga da Astemio, cross, tocco con un braccio, no, non c'è nulla. Allora Banegas cambia tutto da Grifelli. Grifelli, Banegas, sbaglia lo stop Banegas. E allora si apre il campo per l'Ostiamare. Gueye contro Brunetti, Gueye litiga un po' col pallone, poi commette fallo e sbaglia tecnicamente Gueye. Non aiutato anche dal terreno di gioco. Che impatto però di Ceccarelli sulla partita. Adesso Donsà da Marrali, gioca con la suola, poi Di Renzo lo chiude. Adesso prova a palleggiare l'Ostiamare nonostante l'inferiorità numerica. Gueye è chiuso, non c'è nulla. Sembra non essere entrato benissimo in partita. Adesso finta di sparacello
che va da Di Renzo, Sparacello, ancora per Di Renzo. Di Renzo, Grifelli, punta Donzà, Sparacello di prima, Di Renzo gioca bene, l'Aquila, palla fuori per Zampa! Conclusione che finisce fuori. L'Aquila però risponde al gol di Ceccarelli, gol bellissimo. Mancino educatissimo quello di Ceccarelli. Qui ancora i due ex Chieti a scambiare. Adesso Ceccarelli si muove a cercare palloni giocabili. Su tocco però è così così verso Orfano. Donzà, buono il dribbling di Donzà che va via Grifelli, calcio di punizione. Non c'è il giallo per Grifelli. Adesso buona la sterzata ancora di Ceccarelli. Cross in area di rigore, così così Brunetti, Gueye controlla, Gueye appoggia per Buono, finta, poi va da Marrali, Marrali, pallone non buono verso Orfano, poi cross per Gueye, però ha servito diversamente, cross dal fondo, infatti viene anticipato dalla difesa abruzzese. Adesso fase cruciale del match con l'Ostiamare che sta producendo il massimo sforzo per rientrare in partita. L'Aquila che adesso sembra voler difendere il vantaggio. Ceccarelli tenta un controllo difficile, chiuso. Marrali, palla che rimbalza, Banegas se la vuole mettere giù. Alla fine è Mantini a ripulirla. Zampa vince il duello con Ceccarelli. Zampa accelera il numero 6. Tocco per Astemio che però si era fermato. Rientra sul sinistro Astemio. Palla dentro, chiuso. Si era fatto vedere Pandolfi che è un po' calato nel secondo tempo. Intanto si prepara un'altra sostituzione nelle file dell'Aquila questa volta. Tra poco ve l'andremo a raccontare. Tanto attacca Pandolfi in area di rigore, cross chiuso, calcio d'angolo. Dovrebbe essere pronto Corigliano, numero 8. Vedremo se così sarà confermato. Tanto calcio d'angolo per l'Aquila. Cross sul secondo palo, deviazione e alla fine si salva Vertua. Poi rilancia a cercare Ceccarelli, ha tentato di ripartire subito rapidamente. Nulla di fatto e allora può ripartire l'Aquila. Adesso brutto fallo su Di Renzo, calcio di punizione, calcione di Piroli che viene ammonito. Ragazzo vanta tantissime presenze con la maglia Ostiamare. Cambio ancora per l'Ostiamare.
anzi cambio per l'Aquila, come detto, fuori Zampa, dentro Corigliano. Allora il cambio dovrebbe essere confermato. Dentro Corigliano, ma dentro anche con la numero 11 al posto di Spinosa. Entra uno di quelli che era il predicato di giocare dal primo minuto, ovvero Damiano Lazzeri. Dunque dentro Lazzeri per Spinosa, finito le batterie, numero 23, un paio di buone accelerazioni per lui nel primo tempo. Adesso tacco di Pandolfi per Banegas. Tocco per Corigliano. Cross a cercare Di Renzo, nella di rigore Di Renzo, tunnel a Lazzeri, poi palla in area di rigore, facile lettura. Adesso buon lavoro di Gheie che gioca 2 con Ceccarelli. Gheie, occhio alla sua fisicità, Gheie controlla, Gheie ancora circondato da avversari, Brunetta lo accompagna all'uscita, ancora Brunetti su di lui, poi Marralli buono di prima, Ceccarelli adesso sembra stare un po' meglio in campo con i cambi. Palla giocata ancora sull'esterno, cross in area di rigore, Grifelli salva e poi preferisce conservare il calcio d'angolo lo Stiamare. Non è una saggia scelta, anzi scusate, è una saggia scelta perché si può pareggiare numericamente l'inferiorità maturata, come detto, nel primo tempo. Ceccarelli in area di rigore, si salva Grifelli, poi Banegas con la testa a mettere fuori. Orfano, poi Vertua, Orfano ancora col mancino, buona la giocata in verticale, Ceccarelli cerca di mettere un po' di ordine, cambio di gioco, così. Fine Marralli cerca di intercettare, centrocampo, buono il blitz ancora del numero 8, è entrato benissimo, Ceccarelli ci riprova, stavolta la palla è fuori, mancino caldissimo però di Tommaso Ceccarelli. Che sembra in fiducia dopo il gran gol realizzato un po' di minuti fa. Stiamo rivedendo la sua conclusione, insomma, da quella zona era complicato anche per uno con le sue qualità. Andiamo in cronaca, Banegas, accelera ancora Banegas, palla dentro per Sparacello, Vertua aveva fatto un miracolo ma c'era fuori gioco. Ancora però immarcabile Banegas. Adesso Gheie chiuso fallosamente da Tomas. Punizione. Sì, no, è qualcosa pure di più. A battere ci va buono, adesso si avvicina Ceccarelli. Vedremo se sarà lui Là il tempo è come se si è bloccato. tentare addirittura la conclusione, siamo molto lontani dalla porta. Alla area di rigore che si perde sul fondo. 12 al termine, 3-1 l'Aquila. Reti di Sparacello, Di Renzo e Banegas, la squadra abruzzese.
Certo le distanze. Ceccarelli. Calcio di punizione, questa volta in favore dell'Aquila. Hanno fischiato a Lezzeri. Adesso anche un po' di sfiducia, come è normale che sia, nella formazione di mister D'Antoni. Battere va Pandolfi dentro per Sparacello, che riesce a far sbattere il pallone sul corpo di Donsà. Adesso è pronto un altro cambio nelle file dell'Aquila. Dove sta per entrare Carella. Proprio al posto di Sparacello. Prima però il corner. Palla battuta a 2, Gueye mette fuori. Palla che arriva sul piede di Mantini. Palla che si perde nel cantiere del Gran Sasso. Allora sostituzione. Esce Sparacello tra l'ovazione del Gran Sasso d'Italia. Al suo posto entra Carella, almeno così dovrebbe essere. Entra il numero 7 Francesco Carella. Probabilmente man of the match Sparacello. Lui che ha stappato questa partita, ha giocato una gara di spessore sacrificandosi su tutti i palloni. Adesso occhio però a Gueye. Gueye prova a imbucare dentro, viene chiuso il suo passaggio, poi Lezzeri prova ad accelerare, ancora Lezzeri, cross, non c'è la deviazione, rimessa dal fondo l'Aquila. Io vi ricordo di rimanere con noi a fine match perché avremo una flash da bordo campo con uno dei protagonisti di questo incontro. Tanto ne approfittiamo anche per dare un rapido aggiornamento sul resto dei risultati del girone, con Teramo che ribaltato sta vincendo contro San Marino, accorciando ulteriormente la classifica in testa. Lo stesso sta facendo l'Ancona, mentre intanto potrebbe essere arrivato il momento di una meritata standing ovation anche per Banegas, ed è così. Fuori Banegas, dentro Danfa, e altra pioggia di applausi qui al Gran Sasso d'Italia. Dentro Danfa, ex Nissa, fuori Banegas. Adesso si chiude anche un po', comprensibilmente, mister Fucili. Tanto arriva anche un cambio per l'Ostia Mare. Dovrebbe essere pronto Pontillo con numero 52. Per l'Ostia Mare esce il numero 6 Buono, entra il numero 52 Pontillo.
dentro Pontillo al posto di Buono. Gara condotta perfettamente dall'Aquila, che nel momento chiave è riuscita a infilare rapidamente la difesa viola con un 1-2 micidiale. Banegas di Renzo e a riaprire questo campionato con i risultati che stanno maturando. Siamare 38, Teramo 35, l'Aquila 32, Ancona 32. Dunque tutto riaperto in questo girone F, che sicuramente andremo a raccontare anche prossimamente su questi canali. Uno dei più incerti dell'intera Serie D. Adesso Donzà ha messo giù, calcio di punizione. Altro cambio in arrivo. Sta entrando Scognamiglio. Scognamiglio al posto di Mantini. Ha giocato una partita di spessore anche Mantini. Dunque dentro Scognamiglio, fuori Mantini. Per questi ultimi minuti finali, Mantini che riceve l'applauso e il 5 da parte di tutta la sua panchina. Adesso Gheie prova a spizzare, manca il contatto col pallone. Stiamare che ha avuto qualche minuto di spinta offensiva proprio dopo il gol di Ceccarelli, spinta che poi si è inevitabilmente esaurita col passare dei minuti, con l'Aquila che ha chiuso ogni possibilità di rimonta, invece che è scivolato via senza troppi sussulti. Se non un'altra buona situazione con Sparacello, si trovava però in fuorigioco. Insomma, l'Aquila che ha dimostrato di avere un tridente offensivo di spessore assoluto, che riparte con tante certezze. Invece dopo 14 risultati utili consecutivi arriva uno stop che ci può stare su un campo difficile come questo per lo Stiamare. Sarà chiamata a ripartire. Un girone che, come detto, più incerto che mai. Stiamare che settimana prossima andrà a far visita al Termoli. L'Aquila che invece prossimo appuntamento sarà impegnato in un'altra sfida chiave ad Ancona. Le due squadre che sono praticamente
appaiate in questo momento in virtù dei risultati che stanno maturando a 32 punti. Dunque, campionato riaperto con l'Ostiamare che ha fatto un punto nelle ultime 2 gare e ha un po' vanificato il vantaggio che aveva sino a questo momento sulle inseguitrici. 89 e 30, c'è tempo per un'altra sostituzione. Lascia il campo anche Di Renzo e altra standing ovation dentro Ndoye. Fuori Di Renzo che alza le braccia per esultare insieme al suo pubblico. Adesso passato il 90esimo, siamo nel recupero di un match che ha già probabilmente espresso tutto ciò che aveva da dire. Una vittoria importante, convincente dell'Aquila che rilancia la squadra abruzzese in maniera definitiva nella corsa al primo posto. Ostiamare che dovrà ripartire, ritrovare la lucidità, rimettersi in sesto dopo 2 passi falsi consecutivi. Minuti di recupero sono 5, dunque si giocherà sino al 95esimo. Mentre il Gran Sasso d'Italia già da un buon quarto d'ora ha fatto partire la festa. L'Aquila attacca ancora con Danfa, ci prova da lontanissimo, botta tremenda, palla che finisce fuori. Stiamo rivedendo la conclusione di Danfa. (92-10), scampoli di partita. Tocco ancora per l'ex Nissa. Palla giocata per Ndoye. Danfa. Scarico all'indietro. Palla portata alla bandierina. Ezzeri mette fallo, anzi no, si continua a giocare. Danfa, dribbling chiuso. Danfa poi riesce ad allungare da Pandolfi. Ancora per Danfa che sembra l'unico a voler chiedere ancora qualcosa a questa partita. Danfa va via, non c'è nulla. Buona ancora la giocata di tacco di Carella, viene però chiuso. Calcio di punizione, cartellino giallo. Essere stato munito Ndoye, se abbiamo visto bene.
E allora, ultimo calcio di punizione. Per esserci una palla in the box. Mentre tutti attendono il fischio finale qui al Gran Sasso d'Italia. Questa vittoria è importante. La palla che sfila lungo l'area di rigore, Gheie si impegna per tenerla in campo. Guarda il cronometro, signor Buzzone. Lezzeri tocca per Gheie, ancora Lezzeri. Si butta dentro, area di rigore, cross, deviazione, Gheie. Controllo, deve girarsi, Gheie. Viene chiuso da 3 avversari, Gheie prova il tunnel. Palla non passa, poi scivolata. Rimessa l'Aquila, ma è finita! Ha vinto l'Aquila 3-1 contro lo Stiamare, ferma la capolista, la squadra abruzzese, e si rilancia prepotentemente nella corsa al primo posto. Noi vi ringraziamo per aver seguito il match, ma rimanete con noi perché tra poco ci sarà una flash intervista a bordo campo. A tra poco.
con Claudio Sparacello, autore del gol che ha sbloccato questo incontro. Allora intanto complimenti per questa vittoria. Partiamo subito da questa festa con i tifosi. Era la partita che sognavate dall'inizio di questo campionato? Siamo felicissimi perché oggi era una partita fondamentale per il nostro cammino e affrontavamo la prima della classe che finora aveva fatto un campionato e ha fatto anche oggi un campionato devastante, perché comunque le avevamo sempre vinte tutte, però noi oggi avevamo un obiettivo che era quello di vincere e insieme alla nostra gente, insieme a tutto lo staff, insieme alla società ci siamo preparati per fare una partita importante. Ed è Senti, quello una che, partita importante dove uscito. avete dimostrato di poter essere assolutamente alla pari dei vostri avversari. Ti chiedo adesso in prospettiva futura come cambia a livello mentale questa vittoria, come cambia il vostro campionato? Il nostro obiettivo è sempre partita dopo partita, oggi non cambia nulla, il campionato è lungo, anche se non avessimo vinto noi siamo una squadra che ogni domenica scende in campo per vincere, quindi il nostro obiettivo adesso sarà l'Ancona e poi il Termoli, quindi affrontiamo partita dopo partita e poi vedremo cosa ne verrà fuori. E allora ringraziamo Claudio Sparacello, lo lasciamo al meritato riposo, ancora complimenti per questa vittoria. Grazie a voi. Grazie a voi. E nel ringraziarvi per aver seguito l'Aquila Ostia Mare vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo incontro trasmesso sempre sul canale YouTube Vivo Azzurro TV Lega Nazionale Dilettanti. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata da Giampaolo Pasqualino. Ciao!